La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni è indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. È un forte appello alla leale collaborazione tra Stato e Regioni, quello che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia dal palco del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con un intervento non previsto nel programma della giornata, della quale il Capo dello Stato è ospite d'onore che chiude gli interventi della mattina. Fin da subito il Presidente si riferisce all'autonomia, presente tra i principi fondamentali della Costituzione. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti dal dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Parole chiare e precise con le quali il Capo dello Stato circoscrive gli ambiti d'azione delle singole regioni e i molteplici intrecci di competenze tra regioni e Stato nell'interesse dei cittadini. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica. Mattarella richiama quindi le regioni alla leale collaborazione e sussidiarietà, riferendosi all'intervento sulla governance multilivello del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che l'ha preceduto. L'esperienza ci mostra che un approccio eccessivamente centralizzato, pur mosso da intenti di razionalizzazione, non sempre è in grado di cogliere fino in fondo l'articolazione e le diversità dei territori a cui dobbiamo dare risposta. Anzi, se calato dall'alto, rischia di accentuare i divari anziché risolverli. Pensiamo ad esempio alle gestioni commissariali in ambito sanitario. Tema dell'autonomia centrale anche nell'intervento del Presidente Zaia. Questo Paese non ne viene fuori se noi non capiamo questo paradigma. L'Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle due velocità non nasce dal progetto federalista, nasce da un progetto centralista che è stato mal gestito, senza andare in cerca di responsabili. Zaia cita le prossime Olimpiadi Milano-Cortina ed il merito di averle portate in Italia, che va, dice, agli enti locali dei territori. Vi lascio con un pensiero: l'autonomia, se non la facciamo per scelta, la dovremo fare per necessità.